io ci tenevo tantissimo a dare una testimonianza di persona e non a mandare un video registrato che consideravo molto freddo, ma siamo in pieno svolgimento dell'assemblea annuale, quindi ho qualche difficoltà a essere onnipresente, anche se ci provo. Grazie innanzitutto per l'invito. Credo che quello che è stato detto all'inizio, che bisogna fare attenzione alla persona, sia la cosa che mi trova assolutamente d'accordo. Noi dobbiamo considerare la persona nella sua interezza e non per la sua malattia, e quindi cercare di capire quali sono gli accorgimenti che dobbiamo mettere in atto per migliorare la qualità della vita di tutte le persone, non solamente di quelle che a un certo punto della loro vita si trovano ad incappare in una patologia e quindi diventano pazienti, che è un concetto diverso da quello di cittadini, perché il paziente prova sulla sua pelle quella che è la difficoltà legata alla patologia, quella che è la difficoltà specialmente per quello che riguarda le malattie rare, di un percorso difficile, accidentato, spesso non diagnosticato e con una presa in carico che non è sempre così lineare. Tenendo conto che quando si entra in un stato patologico non siamo solo noi ad essere coinvolti, ma anche tutta la nostra famiglia. Perché quando io dico che in Italia ci sono circa 1200 persone con malattia rara, poi penso anche a tutti quelli che insieme a loro condividono il percorso. E quindi credo che l'importanza di discutere sempre di più di questi argomenti, di allargare la sensibilità, di far capire che tutti prima o poi possiamo essere in questa condizione, che quindi è necessario far sì che questa diventi una battaglia di cittadinanza, appunto, e non tanto solo una battaglia nei confronti delle persone malate. E già il termine malate è separante, insomma, no? Rispetto a chi malato non lo è. Quindi vi ringrazio per l'invito, non vi rubo altro tempo, anche perché mi dispiace di aver sentito l'intervento del professor Pasini solo parzialmente. Spero che ci sia una registrazione, me la andrò a rivedere, perché Paolo è una persona preziosa, veramente preziosa e splendida, e credo che questa iniziativa lo dimostri nella sua interezza. Mi dispiace non poter essere a Venezia oggi, perché credo che questo Covid ci abbia fatto cambiare tante abitudini e ci stia facendo perdere un po' anche la bellezza dell'incontro. Ma cercheremo di capire come uscirne nel migliore dei modi possibile. Già il fatto di potersi incontrare con degli strumenti tecnologici, cosa che era impensata fino a poco tempo fa, è importante, perché comunque noi continuiamo la nostra battaglia.